Vorrei poter vivere per sempre, per poter sempre vedere l'olivo che nasce e l'uva che muore nel vino. Tutti i campi incolti e i solchi ancora da arare. La mia vita che passa, ma non se ne vuole andare. State ascoltando Petali nella burrasca. Il cantautore Roberto Frugone si racconta. Ciao Roberto Ciao Federico, e bentornati a tutti. grazie. Oggi affrontiamo Cianne Serbie, la prima canzone in genovese inserita in un tuo album. Sì, una canzone a cui ancora adesso sono molto legato e che mi piace continuare a presentare durante i miei spettacoli, che identifica, sì, come hai detto tu, l'inizio di un filone compositivo, creativo, espressivo della mia produzione, che è quello appunto in dialetto genovese. Cosa vuol dire per te scrivere e cantare in genovese? Ma sostanzialmente, l'ho sempre detto, l'ho sempre un po' racchiuso in questa espressione, è cantare la terra. Cantare la terra intendendo con questa frase, con questa espressione, esprimere in musica il legame che io sento forte con la mia terra di origine, un legame non campanilistico, non di bandiera, ed è molto difficile tante volte esprimere, far passare questo concetto, ma culturale, di estrazione culturale e sociale in qualche modo. Per me cantare in dialetto è fare questo, quindi esprimere la ricerca di un'identità assolutamente non statica. Questo è il grande rischio quando poi ci si approccia alla cultura legata al dialetto, sedimentata in una tradizione di solito, no? Quindi si rischia di fare del folklore, attenzione, termine che racchiude un mondo nobilissimo e che non voglio assolutamente screditare dicendo questo, ma si rischia di fare del folklore nel senso di rimanere legato a una certa estetica della forma, del dire quelle parole, dell'identificarsi un po' in quella sorta di nazione, no? Ecco, per me non è questo cantare in dialetto, ma utilizzare viceversa la lingua della terra, la lingua che esprime dei concetti che la storia delle genti dentro a cui mi sono trovato a nascere e a vivere, che è la gente di Liguria, no? La terra di Liguria, ma esprimere attraverso quella lingua, con quei termini che dicono delle cose quasi inesprimibili in italiano. Quindi attraverso tutto questo processo trovare dei nuovi percorsi espressivi, sperimentare letteralmente un'altra lingua e connettersi attraverso questa esperienza a tutto quel tessuto culturale, umano, che io ho sperimentato vivendo in provincia, nella provincia di Genova. Quella provincia da cui siamo partiti con l'album precedente, no? Diciamo che forse l'esperienza di Appunti di viaggio è stata un po' l'embrione, no? Sì. Che ha fatto poi nascere quel piccolo germoglio, no? Che è poi anche questo ramo della tua produzione musicale, che è quella delle canzoni in dialetto. Sì, Cianne sì. Serbie è la prima. È la prima. Forse anche la prima che hai scritto? Sì, Ecco. È del 1997, è nata da un esperimento quasi casuale, me lo ricordo molto bene. Stavo sperimentando vari linguaggi a quel tempo, io avevo 23 anni, quindi stavo scrivendo proprio le prime mie canzoni da non moltissimo tempo, e questa canzone è nata dal desiderio di dedicare un pezzo alle mie radici, in particolare è ispirata e dedicata ai miei nonni paterni, a mio nonno Vittorio e mia nonna Anna, mio nonno Vittorio che nella incisione originale dell'album introduce con un brano vocale, con
una registrazione che gli avevo rubato. Mio nonno è stato un grande narratore di storie del paese, infatti amava moltissimo fare questa cosa, cioè io lo intervistavo, letteralmente mi facevo raccontare tante cose del passato sociale, contadino, di quella dimensione ibrida che ha caratterizzato il mio paese d'origine, Casarza Ligure, direttamente alle spalle del mare, e quindi che risente tantissimo della cultura di mare della Liguria, ma nello stesso tempo è nel primo entroterra e quindi è fortemente connotata da una cultura contadina. Casarza Ligure, a mio avviso, ha sempre ha avuto un po' questo carattere, no? E nelle storie che mi raccontava mio nonno, che per la cronaca era del 1911, è venuto a mancare nel 2005, e mi raccontava tutte queste storie di paese che mi affascinavano tantissimo, e quindi io, dal desiderio di tributargli in qualche modo un pezzo, dedicargli una canzone e nello stesso tempo di buttare in musica un po' di queste storie, ecco, da tutto questo è nata Cianne Serpi. Tu ti metti proprio nei panni Sì. di tuo nonno, no? Sì, sì. Guardi il mondo attraverso i suoi occhi, cioè il mondo che cambia. Esatto. Parli dell'autostrada che passa sopra Casarza Ligure, Sì. che è quel ponte che prima non passava di qua. Sì. E diciamo che la canzone, il testo della canzone si impianta su una musica che è Molto volutamente malinconica. molto malinconica, no? È un lento in mi minore, che è tutto impostato su questa chitarra dondolante, la chitarra acustica, che costituisce l'ossatura ritmico armonico tipica di molti miei brani. E su questa musica malinconica, lenta, io canto una canzone, credo altrettanto malinconica, in cui il soggetto narrante sono io, appunto, come dicevi, che però mi metto nei panni di mio nonno, che guarda all'indietro e a sua volta, in tutti questi vorrei che costellano il testo, ho immaginato che lui dedicasse a sua volta questo testo a sua moglie, cioè a mia nonna Anna, che era morta qualche anno prima, nel 1990, è venuta a mancare lei. E quindi ci sono tutta una serie di immagini che si mescolano, quelle in cui io mi metto nei suoi panni, ma nello stesso tempo quello che io, giovane, vedo e cerco di, come dire, la canzone traspira un po' della mia visione dei nonni, del loro rapporto che avevo vissuto da bambino, no? Ecco, e quindi il testo è questa canzone d'amore alla fine, è una canzone d'amore che ho immaginato che lui dedicasse a mia nonna. Vorrei cantarti il testo in genovese, no? Dice: vorrei cantarti la mia canzone più bella con le parole della mia gente, ecco, e qua fa irruzione quel dialetto, no? Esatto. Di tutte le vite in pace e in guerra, tutta l'inquietudine del vivere in provincia che ribolle. Non è affatto quella tranquillità sorniona che sembra tante volte racchiudere di primo acchito, ma invece dietro c'è di tutto, no? Quindi tutte quelle vite in pace e in guerra che non canta mai nessuno perché non contano niente. Ecco, io volevo farmi voce in qualche modo di queste piccole storie, no? Parlare coi giovani di 80 anni. Ecco, qui irrompe l'immagine chiave della canzone. Certo. Che può, mi rendo conto, essere interpretata con un po' come se fosse una visione di retroguardia, no? Un po', non voglio dire retriva, ma in realtà io volevo semplicemente contrapporre l'età dei giovani con quelle degli anziani e osservare che si può essere giovani a 80 anni e vecchi a 20, no? Sì. E quindi io su questo concetto gioco, ma a seconda di che cosa? Come si fa a essere giovani a 80 e vecchi a 20 anni? Se non vuoi vedere un futuro, se in qualche modo non hai questa voglia di vivere che ti proietta in avanti, no?
parlare ai giovani di 80 anni che passa il mondo, ma loro restano lì a contare le macchine sul ponte su quella strada che prima non passava di qui. E qui c'è, dietro questo testo c'è un aneddoto che si riferisce a mia nonna, che io ricordo osservatrice alla finestra di casa. Questo era il suo passatempo preferito, anche quando io passavo dei pomeriggi a casa dei nonni, delle giornate a casa dei nonni. Era il gusto di guardare dalla finestra le persone che passavano, e quindi aveva proprio, cioè mi ricordo proprio questa sedia dalla finestra e per trascorrere così il tempo, ecco. Quindi questa attività che riempiva semplicemente le giornate, no? Vedere attraverso questa attività tipica degli anziani, Sì. no? Cioè l'osservazione di chi passa, ecco. E poi io vado avanti nel testo con la fantasia, e lì immagino il soggetto che canta, immagino mio nonno che dice: vorrei portarti sulla cima del monte, scendere giù dall'altra parte, no? Questo cammino Questo di esplorazione. desiderio di tornare indietro, Esatto. no? Di ricominciare. Raccogliere dei fiori, delle piante, un po' del tempo che si è fermato qui senza dire niente. È un'immagine, l'ho presa così, no? A chi? Ai vecchi di 20 anni, su quelle macchine sul ponte, eccolo qua, immagini contrapposte, che hanno una vita lì davanti ma non hanno mai sudato per niente. Questa è... Io ventenne mi metto un po' a tagliare quel cappotto sui giovani che tante volte quel giudizio tante volte un po' sommario che da adulti, che da anziani si cuce sui giovani, no? Ecco. Però dietro questa espressione non c'era il desiderio di fare un giudizio sommario che fosse liquidatorio nei confronti dei giovani, categoria di cui peraltro io all'epoca facevo parte, ma semmai volevo esprimere questa contrapposizione, che tante volte contrapposizione poi non è, ma e dire quella fatica di vivere, ecco, tema che poi soprattutto nelle mie canzoni in genovese ritornerà molte volte, in particolare in Terale Bassa, no? Sì. E poi si arriva ai versi che hai citato all'inizio, che sono poi proprio quelli cardine, cioè proprio quelli più poetici, forse. No, beh, poetico è tutto, perché Grazie. non possiamo dire il contrario, perché caspita, stiamo parlando di una canzone che veramente racchiude tante cose dentro, e con delle parole giuste. Come dicevi tu prima, il dialetto dice puoi usare il dialetto per dire delle cose e l'italiano per dirne altre, in qualche modo, cioè ci sono delle cose che sono intraducibili, e qua utilizzi il dialetto in maniera ponderata, precisa, per quanto io non sia, ecco, un grande esperto di dialetto genovese, non lo capisco anch'io da ligure, però non lo parlo abitualmente, rispetto magari a io l'ho parlato soprattutto con i nonni, lo parlo anche a volte con i miei genitori. Però vedo proprio che traspare questo. Sì, e qui ci sono le immagini che io conservo anche con più affetto di questa canzone, no? Che se ti rendi conto un po' della cosa che stavi dicendo in genovese: vurie poi vive per sempre, per poi sempre vei. Luiva canasce e luga camö in tuvin. Premessa: questo è casarzese. Sicuramente un genovese potrebbe storcere il naso. Sì, tu canti. E canto quello che ho appreso sul mio territorio. La lingua della tua terra, chiaramente. Esatto. Quindi vorrei poter vivere per sempre, per poter sempre vedere l'olivo che nasce e l'uva che muore nel vino. Cioè, quelli che sono fra i simboli della Liguria, li ho provati a mettere in musica. E secondo me l'uiva che nasce e l'uga che muore in tuvin, cioè è più potente della stessa, insomma, se non altro questo è l'effetto che fa, della stessa versione in italiano. E poi arriva l'espressione e l'immagine titolo della canzone, Cianeserbie, che è proprio il casarzese. Le Cianeserbie sono i campi lasciati andare in qualche modo, e quindi incolti. No? Dove momentaneamente oppure per lungo tempo non ci sono coltivazioni e quindi si costellano di erbacce, no? Ecco, quindi
e tutti, e quindi è un'immagine malinconica. È l'immagine proprio della vecchiaia, come poi tu racconti negli altri versi, che aspetta qualcosa che non arriva ancora, no? La mia vita che passa, la vita che passa di questo campo incolto, ma che non se ne vuole andare. È un'immagine molto molto bella. Mi sembra quasi questa vita che passa ma non se ne vuole andare, mi sembra come i personaggi un personaggio beckettiano. Addirittura. Sì, gli spettacoli, i testi di Samuel Beckett sono tantissimi anziani, e tutti questi personaggi anziani alla fine sono bloccati in questo mondo in questo palcoscenico che li ha generati e che non li vuol far uscire. I personaggi degli spettacoli di Beckett non vogliono uscire dal palcoscenico, da questa dimensione. Anzi, dicono sempre che se ne vanno, ma non se ne vanno via, no? Quasi sono schiavi di questo palcoscenico. Me lo ricorda molto questa immagine. Bene, curioso, andremo a ascoltare, andremo a vedere. Sì, e poi il brano descrive esattamente questa situazione, questo, come dici tu, questa fotografia, questo fermo immagine, no? Malinconico, la vita che passa ma non se ne vuole andare, il passaggio. Guarda caso, tema chiave dell'album, no? Il passaggio sulla terra. Sì. Vorrei essere l'uomo che non sono mai stato, che sa sempre come fare, che ti sa convincere. Vorrei vederti con il tuo scialle. E questo è proprio un'immagine chiave. Mia nonna usava gli scialle. Vorrei il mio lavoro e vorrei ancora qualcosa da perdere e da vincere. E guarda caso, proprio ciò che secondo me ci fa essere vive, no? Avere qualche cosa da perdere e qualche cosa da vincere. Quel campo che se veramente arato, se veramente non incolto, ma che custodisce veramente una pianta, quella pianta che allo stesso tempo è simbolo di vittoria, ma anche simbolo di fragilità, che in qualche modo può anche essere può andare perduto per una grandinata, per dire, però almeno c'è qualcosa. Invece quel campo incolto è qualcosa che... E questa canzone lo fa sia musicalmente, secondo me, che spero di esserci riuscito dal punto di vista del testo, con questa sensazione di agrodolce in cui mi piace un po' nella scrittura tante volte stare, no? Perché rimanendo, stazionando dentro questo sentimento dove non bisogna né per forza essere felici, ma né per forza essere del tutto infelici, cioè ecco, nella scrittura vengono fuori secondo me delle cose molto, molto belle, molto, molto vive, ecco, lasciando andare il sentimento alla sua espressione poetica. Bene, io direi che abbiamo sviscerato questo testo in una maniera molto, molto dettagliata e niente, direi che possiamo concludere qua questa nostra puntata, che sarà, possiamo dirlo, sarà la puntata principe di un filone che ci andrà un attimo a portare fuori da quello che è il nostro percorso all'interno della tua produzione musicale in ordine cronologico, ma che insomma in questa maniera qua noi andremo a cercare, a toccare tutte le canzoni che hanno questo sapore, no, di dialetto, no? E che poi possiamo dire anche questo perché entrambi abbiamo fatto parte di questo progetto. È proprio lì che volevamo arrivare. Esatto. Sono state utilizzate come scheletro dello spettacolo che è andato in scena nel luglio del 2018, Liguritudine, di cui parleremo abbondantemente. Dove parleremo abbondantemente in un'altra puntata. Sì, che è stato uno spettacolo a cui tu hai partecipato come attore, ideato insieme ad Andreina Solari, i cui testi insieme alle mie canzoni hanno costituito appunto l'ossatura di questo spettacolo, coordinato dalla regia dalla compagnia Scena Badre. E insomma un lavoro che per me è stato molto importante, che ha un po' suggellato
tutto questo filone produttivo in dialetto che tuttora continua a presentare. Di canzoni edite e di canzoni inedite. Esatto. Grazie. Grazie a tutti. Vorrei cantate a me canzone bella, quelle parole da me gente, di tutte quelle vite in pace e in guerra, che non canta mai nessuno perché non conto niente. Parla coi suoni di 80 anni, che passa un mondo e lui e la restano lì a contare macchine po' punte per quella strada che prima non passava da qui. Vorrei portate passi ma du monte e chi nasce dall'altra parte per raccogliere di fiori le piante in po' di tempo, cosa fermò chi senza di niente. Ai vecchi de 20 anni, per quelle macchine po' punte, che gai una vita lì davanti ma e non l'ha mai sopranite. Vive per sempre e poi sempre lei. Lui va che nasce luga cammento vin tutte cianne servi e tacchi ancun da sapà a me vita che passa ma non se ne va vorrei essere l'uomo che non so mai sto, cosa sempre come fa, che ti sa convincere. Vorrei avere che ti scialle e vorrei anche come lo, vorrei anche un qualcosa da perdere
ed vinse.